Abbiamo firmato un accordo con Ferrovie dello Stato. Nel nostro territorio ci sono circa 120-125 immobili, stazioni che sono lasciate a se stesse, decadenti, brutte, sporche, ma anche ricovero per persone. Abbiamo chiesto loro che vengano concesse alle comunità locali che ne fanno richiesta, in comodato gratuito. Quindi tutti questi immobili lasciati a sé stanti spesso ai margini della città e quindi parte integrante dei nostri bellissimi centri vengano recuperati a carico di chi? A carico ovviamente di chi avrà la concessione, quindi l'amministrazione comunale chiede a RFI, alla Ferrovia dello Stato, la concessione di questo con un comodato gratuito per 25 anni. Le amministrazioni comunali possono mettere lì le varie associazioni, chi a loro interessa, le associazioni sportive, le associazioni culturali, le associazioni d'arma, chi ritiene opportuno dare la possibilità come amministrazione comunale. Quindi questi immobili che sono decadenti vengono in qualche maniera recuperati a funzioni sociali, a funzioni della comunità locale.